Mi trovo a Trapani con un altro amico che ci ha chiesto se poteva essere intervistato perché vuole dichiarare qualche cosa. Ciao. Ciao amico. Ciao. Come ti chiami? Muhammad Yusuf. Mamma Yuson, che si trova a Trapani già un bel pezzo di tempo. Ora, Mamma Yuson, tu lavori, Mamma Yuson? C'è lavoro. Che lavoro fai, Mamma Yuson? Io lavoro in Campania, no problema io. Io lavoro, c'è lavoro. Mamma Yuson non lavora in campagna perché se lo prendono quelle che hanno bisogno di lavorare la terra, se lo prendono col camion, se lo portano lì e ci danno la giornata. E Mamma Yuson tira avanti così. Sei sposato, Mamma Yuson? Io... Sposato, la moglie ce l'hai, moglie, figli? No. Sei single sei. Single. Yeah, single. Sì. Uno. Quanto tempo è che tu sei qui a Trapani, Mamma Yuson? 6 mesi io Trapani. 6 mesi a Trapani, mentre in Italia? Italia 6 mesi, Italia. 6 mesi. 6 mesi. Quindi tu 6 mesi fa eri al tuo paese perché tu sei di? No. Di dove sei tu? Dove sei tu? Trapani. Sì, l'ho capito, ma di che paese tuo come si chiama? Origine. Pakistan. Ah, sei del Pakistan, quindi yeah. sei pakistano. Yes, E a 6 mesi che praticamente sei qua a Trapani. Però 6 mesi che lavori. Trapani non lavoro. Ah, non ce n'è lavoro. Non c'è lavoro, no. Ah, tu allora cerchi lavoro. No, yeah. Ah, allora ci siamo spiegati male. Yes. Tu cerchi lavoro qua a Trapani. Trapani, yeah. Che tu hai 6 mesi che sei qua Qua. senza lavoro. Io lavoro. Non ne hai lavoro. Però vorresti lavorare. Non lavoro. Esatto, l'ho capito. Dico, vorresti lavorare, sì. Sì, lavoro. E allora Mamma Yuson qua ha fatto questa intervista perché sta cercando lavoro qua a Trapani. Ora giustamente con tutta questa crisi che c'è e con tutti questi giovani che sono a spasso, che sono disoccupati, dico, se c'è qualcuno che anzi preferire i giovani trapanesi che magari vogliono di più, si vogliono prendere qua a Mamma Yuson che sparagnano e accelera e cammina, ci fai fare qualsiasi cosa e con un po' di qualcosa si contenta. Esatto, tu Mamma Yuson come vuoi essere pagato? In soldi oppure ti possono pagare in alimenti? Ti buttano una pasta, pane? Niente. No soldi. Non ne vuoi soldi? No. Quindi tu lavorerai anche per avere un piatto di pasta? Yes. Perché tu attualmente il piatto di pasta te lo sogni, giusto? Giusto. Perché attualmente mangi male, si mangia brutto, mangiare è brutto però. Yes. Non mangiare. No, mangiare. E io poco, no mangiare. Quindi l'appello che stiamo facendo qual è? Attenzione, cercate di capirmi, che Mamma Yuson qua è in cerca di lavoro, però non è che vuole soldi, Mamma Yuson soldi non ne vuole, Mamma Yuson ha bisogno di qualcuno che ci porta qualche piatto di pasta, magari una fetta carne in auto ogni tanto, un po' qualche bicchierotto di vino. Il vino ti piace? Io problema famiglia. Esatto. Famiglia Pakistan. Sì, la famiglia ce l'ha. Sta dicendo Mamma Yuson che la famiglia ce l'ha in Pakistan. Ora giustamente essendo che è 6 mesi che si trova qua in Italia e va avanti così, giustamente è male avanti, male campato, perché campa veramente brutto. E come ho detto poco fa non ha una minestra, non ha un pezzetto di pane, proprio prima quanto pesavi? Prima io? Sì. Io 90 kg? 90 kg. Yeah. Prima dovete figurarvi che Mamma Yuson era 90 kg, ora si è ridotto che 58 kg appena. Cioè se continua così, vogliamo che Mamma Yuson scompaia? Noi dobbiamo evitare una cosa del genere, dobbiamo cercare anche di fare un'opera di carità. Diamo da mangiare a Mamma Yuson non vuole soldi, ripeto, Mamma Yuson soldi non ne vuole, Mamma Yuson si accontenta di un piatto di pasta e se magari se lo merita anche una fettina di carne, giusto Mamma Yuson? Dico per tutte quelle che ti volessero dare qualche lavoro, dove ti possono trovare? Qua a Trapani? Trapani, io lavoro a Trapani, Roma, no problema, io lavoro. Mi sta dicendo, se lo venite a trovare, lui non ha problema, può andare ovunque. Si fida ciecamente di chi ci dà il lavoro e arriva da qualsiasi parte, anche a Roma, non c'è problema. L'importante è che ve lo venite a prendere qua a Trapani. Lui è qua a Piazza Martiri d'Ungheria, bene o male sta sempre qua in questa zona perché più in là non può andare, quindi se c'è qualcuno
che, ripeto, vuole dare del lavoro qua a Mamma Iuson è qua e accetterà volentieri. Va bene Mamma Iuson? Va bene. Un grosso saluto da Alberto Lipari e da Mamma Iuson. Ciao Va ciao. bene, ciao, grazie. Va bene. Oh yeah.